Sono un convinto sostenitore della mobilità elettrica e appunto fino a ieri avevo solo il furgone elettrico, quindi ti immagini il presidente che va in giro col furgone, giacca e cravatta, cravatta un po' meno, ma giacca spesso, e sto qua, o vado ai vari riunioni eccetera, Porsche, presidente operaio, tra virgolette, nel senso che io sono più sulla praticità, sulla concretezza delle cose, quindi sta da Dio, cioè si sta da Dio, si vede bene, corre. Sono Luca Frare, co-titolare dell'idrotermica Frare, azienda di impianti, siamo a Fontanelle, vicino Derzo. Sto cercando di portare avanti la realtà nata con mio padre tanti anni fa, insomma, quasi 50, no, più di 50 anni che mio papà fa il mestiere, modificandola, aumentando di dimensione, cambiando le caratteristiche, cercando di andare più sulla risoluzione dei problemi invece che a fare un mero esecutore di impianti di un determinato tipo. Ci rivolgiamo principalmente a clienti che sono nostri fidelizzati, con i quali andiamo a risolvere proprio criticità, problematiche, necessità che possono avere nella loro anche evoluzione. Siamo partiti principalmente sull'ambito civile e poi siamo switchati da parecchi anni sull'industriale, e l'industriale lì c'è un'evoluzione diversa, devi avere delle capacità, delle risposte diverse e molto spesso, se non sempre, si lavora in sinergia con il cliente per ottenere il risultato migliore, quindi l'analisi della problematica, aspetto da risolvere, sviluppo insieme di una soluzione, concretamente con un file, un disegno, insomma, dove si evince anche dove si va a parare, e poi costruzione di un preventivo e poi tutto il resto. E una volta finita la scuola ho fatto perito meccanico a Conegliano, l'ITIS, e lì durante tutto i periodi estivi andavi fuori in cantiere a cercare di imparare a fare il manovale, a fare apprendista. Proseguito con l'università di ingegneria gestionale e lì, essendo che andavo su e giù a Udine in macchina, non c'era gran tempo da dedicare al cantiere, c'era la gestione un attimino, cominciavo a essere dentro sulla gestione, però in realtà non avevo tutto sto tempo per poter dire vado a verificare, controllare i cantieri. Ci vado meno di quello che vorrei, però insomma adesso siamo in realtà, siamo in 11, quindi siamo partiti poi 3, 4, 5, ogni anno, ogni 2-3 anni insomma aggiungere una risorsa, e insomma, è anche un po' più impegnativa da gestire perché spaziamo da aggiustare un rubinetto alla signora Maria de turno, l'impianto fotovoltaico con batterie di accumulo, con sistema di backup, colonnine di ricarica, ha proprio tutto invece anche la parte termica idraulica. Poi ogni tanto ci piace, non è proprio vero perché nel periodo estivo è altamente distruttivo lavorare nei campi, però facciamo anche irrigazione dei vigneti, abbiamo attrezzature sufficienti per insomma arrangiarci, scavare, fare. C'è tanto e per riuscire a seguirlo l'impegno è importante sia da parte mia, nostra, che anche di tutti i colleghi, perché ripeto, si fa azienda tutti insieme. Non è l'imprenditore detta le regole, cerca di trasmettere un percorso, però le forze, le idee vengono soprattutto e anche dai colleghi. La competenza ci deve essere, solo che la fai con la passione, col solo di insistere, perché tante volte affrontiamo lavori che non abbiamo mai affrontato, quindi parti dalle competenze che hai e con la passione sviluppi qualcosa di nuovo, sviluppi una soluzione alternativa o integrativa. Quando mi sono laureato, sono entrato in azienda, sono entrato boom perché mio papà si è fatto male a un tendine, quindi la settimana dopo la laurea ero in un cantiere. Anche da quel periodo lì, dopo la laurea, ho iniziato, c'è stata la creazione dei direttivi provinciali dei mestieri, degli impiantisti in questo caso. Mi è arrivata la richiesta se volevo partecipare e insomma ho detto ci provo. Sono sempre andato a tutte le riunioni, ho avuto la fortuna che i miei mi hanno permesso di andare anche alle riunioni di fornitori già a 15-16 anni. Mi ricordo che andavo in scooter
Quella volta ho detto, ma se ci vado mi piacerebbe fare il presidente della categoria, perché sennò uno si impegna bene o fa meno impegnarsi. Dopo sta di fatto che dopo 2 o 3 anni insomma, ho preso questo incarico, questo impegno e portato avanti per 2 mandati e mezzo. È un investimento in termini di tempo importante, che però ti permette di crescere. C'è tutta una serie di iniziative, di collaborare con gli altri, interfacciarti e avere uno scambio, e credo che sia una delle cose più importanti che l'associazione permette. Quindi verifichi tu a che livello sei, impari tanto, perché ci sono magari persone che hanno un po' meno esperienza, ma altre che ne hanno di più di te, e quindi impari. E lì c'è una cosa fondamentale che non vedo così spesso: la condivisione, la voglia di condividere. Ho un'idea, non l'ho ancora brevettata, invece di tenertela stretta la condividi col tuo collega, perché magari esce qualcosa di più, riesce a fare qualcosa di migliore. Quindi non c'è la gelosia, occhio io devo fare il mio, punto e basta, non esce da lì. C'è proprio questo aspetto di condividere una passione, perché si va in un'associazione dove si condivide una passione, ma senza la paura di devo stare attento a chi ho di fronte o chi ho di fianco. E con l'idea appunto che posso solo migliorare, posso solo crescere. Diciamocelo, insomma, non è facile fare impresa. E solo condividendo, solo recependo gli input anche di altri, le positività, le idee, le innovazioni, le voglie che hanno gli altri, riesci anche ad andare avanti tu, perché difficoltà sono tante, ci sono sempre diversi bastoni che possono essere bastoncini o travi che si mettono tra le ruote, e affrontarli insieme invece che da soli è tutta un'altra cosa. E questo è, secondo me, essere associazione. A me piace tantissimo quello che stiamo facendo sul motivare le persone, sul miglioramento aziendale. È uno degli aspetti fondamentali. Solo se lavori sulle persone, sulla motivazione delle persone, puoi ottenere dei risultati migliori. E quindi trasmettere che noi siamo in grado di fare questo può essere uno degli aspetti che secondo me deve attirare dei giovani, nuova linfa. Trasmettere ai giovani che ci sono opportunità. Non esiste più solo l'artigiano una volta, ma ci sono anche dei nuovi mestieri, dei nuovi modi di approcciare il lavoro, e di conseguenza è questo quello che dobbiamo fare. Abbiamo comprato un camion a livello aziendale, no? E siamo andati in 3 noi a fare la patente, e abbiamo scelto l'autoscuola per praticità, ma poi perché aveva un camion spaventoso, un 8 cilindri, 420 cavalli, da usare con paura, timore, perché solleticavi l'acceleratore, perché sennò ti scappava.